Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calciolecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie B? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e lcnsport.it. Reda Alluminio, dal 1968 leader nella produzione di bottiglie, flaconi, scatole in alluminio. Realizziamo una vasta gamma di borracce sportive in alluminio progettate per il trekking, mountain bike, palestra e attività sportive in generale. Tutti i nostri modelli di borracce sono personalizzabili con loghi, testi, foto e sfondi colorati. Per info e preventivi, info@redalluminio.it, sito internet redalluminio.com. Buongiorno a tutti amici blucelesti, amici di LCN Warm Up. Siamo qui per un nuovo appuntamento della nostra nuova trasmissione, perché domani la Calciolecco tornerà in campo. Lo farà contro il Cosenza allo stadio San Vito Gigi Marulla, quindi per una sfida impegnativa, difficile ma anche molto importante, perché come sapete la squadra di mister Luciano Foschi è reduce da una pesante sconfitta che ha lasciato molto amaro in bocca a tutto il mondo bluceleste, quella contro il Cittadella della scorsa domenica. Quindi appunto la squadra di mister Foschi è reduce da una settimana importante sotto molti punti di vista, perché naturalmente tutte le attenzioni dello staff e della società si sono concentrate sulle modalità per tornare subito a riscattarsi, quindi a provare a centrare la prima vittoria stagionale e comunque a tornare in carreggiata, perché una sconfitta come quella della scorsa settimana non può essere più accettata dopo una partita comunque dominata e in cui si era riusciti anche a trovare il vantaggio. È stata quindi una settimana di lavoro, di duro lavoro per la squadra di mister Luciano Foschi, che in conferenza stampa oggi ha raccontato come la squadra si sia trovata allo stadio di fatto tutti i giorni della settimana per 2 allenamenti distinti, quindi una seduta mattutina e una pomeridiana, quindi grande lavoro dal mattino molto presto fino alla sera, in cui la squadra si è concentrata soprattutto sui modi per non prendere gol, quindi per limitare gli errori che a Cittadella sono costati carissimi, e per essere anche allo stesso tempo più incisivi in zona offensiva, quindi un doppio lavoro da questo punto di vista, che si è intrecciato poi con il lavoro svolto invece a livello mentale, quindi sulla testa dei giocatori, perché naturalmente la prima preoccupazione della società, dello staff, è stata quella di invitare la squadra a reagire, quindi a trovare le modalità per dimenticare quanto successo e non ripetere soprattutto più gli stessi errori, perché naturalmente è vero, un po' di sfortuna c'è stata, ma non può essere tutto collegato a un discorso di fortuna o di caso, insomma. Quindi si è lavorato tanto allo stadio e mister Luciano Foschi ha ribadito come lui non si senta assolutamente a rischio, nonostante non sia ancora arrivata una vittoria in casa a Calciolecco, ma solo un pareggio in 5 partite giocate. Non si è sentito a rischio e a quanto pare anche la società stessa ha dato rassicurazioni all'allenatore, le ha date confermandogli comunque una fiducia che gli ha consentito di essere in panchina poi per la gara di domani, e poi chissà, vedremo come andrà, anche perché poi sapete che anche per il Lecco ci saranno 2 settimane in cui ci si potrà concentrare solo sul campo, sugli allenamenti, perché non si giocherà essendoci la pausa nazionale. Quindi in società chiaramente sono ancora in corso sicuramente tutti i ragionamenti del caso sulla figura dell'allenatore, sulla squadra, su come si può uscire da questa impasse della prima fase stagionale, anche se c'è da registrare che c'è un problema in casa di Nunno, nel senso che il patron Paolo Leonardo ieri è rimasto vittima di un incidente domestico. È caduto in casa e è stato ricoverato poi in ospedale perché ha riportato la frattura dell'omero, quindi del braccio. È ancora in attesa di un'operazione che probabilmente sarà effettuata nei prossimi giorni all'ospedale Galeazzi di Milano, e lo abbiamo intercettato prima della conferenza stampa odierna, perché lui stesso ha voluto intervenire per un saluto ai giornalisti presenti e poi per una breve chiacchierata, comunque un siparietto con il tecnico Luciano Foschi e con il DG Angelo Maiolo, che è intervenuto insieme all'allenatore. Ve lo facciamo sentire brevemente. Sì, ma per 3-4 mesi pensa a una strada, non potevo neanche vedere la partita. Spieghi cosa è successo? Mi sono spaccato il braccio a metà, non a metà. Devono mettere una placa
quadro, e poi c'è da fare la riabilitazione. Abbiamo capito. Sono caduto ieri all'1:30 e sono arrivato qua al pronto soccorso per Galeazzi e sono ancora qua seduto su un seggiolone che ho dormito stanotte con la morfina. Adesso vedete la notte. Porca puttana. Bene, avete sentito le parole del patron Paolo Leonardo Di Nunno, che di conseguenza, immagino che l'abbiate capito, non potrà essere domani allo stadio di Cosenza insieme alla squadra, ma a Cosenza non ci saranno nemmeno gli infortunati Galli e Melgrati, di cui vi abbiamo dato notizia già nei giorni scorsi. Sapete che probabilmente faranno di tutto per provare ad esserci nella sfida successiva, quella casalinga contro l'Ascoli, anche se le loro condizioni dovranno essere monitorate giorno per giorno, così come allo stadio San Vito domani non ci saranno Dudu e Zambataro, che sono stati esclusi già anche in altre occasioni in questa prima parte di stagione per scelta tecnica, avendo comunque mister Luciano Foschi parecchi elementi a disposizione in rosa. Quindi saranno in 25 in totale a partire per la squadra. In realtà la squadra è già partita nelle scorse ore, quindi in tarda mattinata. Sarà a Cosenza a breve, nel momento in cui noi stiamo registrando, e poi effettuerà probabilmente una rifinitura e poi domani invece si trasferirà allo stadio per la partita che è in programma, come sapete, alle 14. Quindi la squadra è pronta, la squadra c'è. In conferenza stampa, come vi dicevamo, è intervenuto brevemente anche il DG Angelo Maiolo, che di fatto si è limitato solo a confermare quanto già detto da mister Luciano Foschi. Il DG ha sottolineato come appunto la squadra abbia lavorato duramente per tutta la settimana senza distrazioni, senza particolari problemi, e quindi per questo motivo non ci siano ragioni per dubitare del tecnico, e quindi di dargli fiducia ancora almeno per un'altra partita. Come vi dicevamo, il mister ha toccato diversi temi in conferenza, sempre senza sbilanciarsi più di tanto sulla probabile formazione. Ha raccontato come in settimana si siano provate diverse soluzioni tattiche, si sia provata ancora la difesa 4, si sia provato a giocare con un trequartista, tutte soluzioni che potrebbero poi tornare utili nella partita di domani, a seconda poi ovviamente degli interpreti che il mister deciderà di mandare in campo dal primo minuto. Vi facciamo sentire quindi un estratto della conferenza del mister, in cui si è concentrato proprio sui vari tentativi che sono stati fatti, sugli esperimenti per provare magari a cambiare qualcosa a livello di formazione. Ma sì, ma lavoriamo, ma anche stiamo lavorando col trequartista, noi stiamo provando tutto. Quando io vi dico che la cosa che mi piace è proprio vedere una squadra che cerca di provare di tutto per venire fuori, senza fare della confusione chiaramente. Noi proviamo tutte le cose che ci sono possibili. Credo che poi, ripeto, poi bisogna capire perché devo giocare a 4, perché devo giocare a 3, perché se prendo gol perché gioco a 3 è chiaro che devo cambiare. Se invece l'errore è legato al singolo giocatore e non al modulo di gioco, perché devo cambiare il singolo giocatore piuttosto. È più semplice, però il calcio non è così semplice, è in questa cosa qua, nel senso che io credo che certe volte bisogna fermarsi e dire qual è la cosa che li fa sentire più sicuri a questi ragazzi, né più e nemmeno, perché complicargli la vita non vale la pena. Se mi rendo conto che cambiare modulo, oltre alle difficoltà psicologiche di un risultato che non arriva, mi vado anche a complicare le cose, perché dice ma oddio, ma adesso cosa succede, perché ci hanno tolto tutti i nostri punti i nostri riferimenti, forse diventa più complicato. Canto Feeling Experience è il sushi gourmet che stavi aspettando, dove tradizione e creatività si uniscono per dar vita a un'esplosione di sapori unici. I nostri ristoranti offrono una formula open sushi con una selezione di prelibatezze che vi faranno innamorare della cucina giapponese. Un'esperienza autentica e indimenticabile, dove ogni piatto combina ingredienti di altissima qualità e abbinamenti ricercati. Vieni a trovarci a Lecco in via Col di Lana 6, telefono 0341 50 38 12, e a Colico in via Nazionale 130, telefono 0341 59 16 25. Canto.it.
Bene, vi abbiamo dato un assaggio della conferenza stampa del mister, avete sentito come sostanzialmente sul campo la squadra le stia provando un po' tutte per trovare finalmente la vittoria, per fare risultato oltre che la prestazione, perché come sapete di fatto il Lecco non ha mai mancato di fare buone prestazioni, ma finora non è ancora arrivato il risultato, non sono arrivati 3 punti insomma, quindi appunto il Lecco ha lavorato bene, lo ha fatto ovviamente anche il Cosenza di Fabio Caserta, che invece è reduce da una bella vittoria contro il Pisa, arrivata in realtà proprio all'ultimo istante di gioco, al 98esimo, con un gol di Mazzocchi, dopo che la squadra, appunto il Cosenza, era passato in vantaggio contro il Pisa e poi invece aveva preso il gol del pareggio anche in questo caso nel recupero, quindi è successo tutto negli istanti finali la scorsa settimana, quindi anche il Cosenza avrà tutta l'intenzione di riconfermarsi, di far bene in casa, anche perché il rendimento della squadra calabrese finora è stato migliore in trasferta che in casa in realtà, e quindi è un altro buon motivo per cui la squadra intende far bene davanti ai propri tifosi. Ne ha parlato anche il mister, anche lui ha parlato questa mattina in conferenza stampa e si è soffermato proprio su questo aspetto. Ha spiegato come è vero che al Marulla mancano i risultati ma non le prestazioni, e quindi però sarà necessario proprio per questo sfruttare il fattore campo per tornare a vincere, per fare bene insomma. Poi il mister ha parlato anche del Lecco, ha detto come il Lecco sia una squadra da non sottovalutare, anzi addirittura ha detto che affrontare la squadra di mister Luciano Foschi sarà molto più difficile che affrontare altre squadre come magari il Pisa o il Palermo, che invece diciamo potrebbero essere, per affrontare le quali diciamo potrebbe essere più alta l'attenzione, gli stimoli potrebbero essere maggiori, quindi il mister ha detto come di fatto sia una battaglia quella di domani. Una battaglia, una partita da non sottovalutare, e tra l'altro è arrivata anche la notizia che in realtà ve l'abbiamo già raccontato anche negli altri nostri contenuti, nei podcast eccetera, non ci sarà domani il grande ex Federico Zuccon, grande ex perché come ricorderete il giovane centrocampista è stato tra i principali autori della cavalcata nei playoff verso poi la promozione in Serie B. Il classe 2003 è esploso proprio negli ultimi mesi della stagione e si è ritagliato grande spazio insieme anche a Girelli, comunque ad altri protagonisti che e poi hanno portato appunto il Lecco fino alla promozione in Serie B. Non ci sarà perché è ancora alle prese con problemi fisici, la speranza del Cosenza è quello di recuperarlo per la prossima partita, per il prossimo impegno, quello dopo la sosta, ma appunto domani non sarà a disposizione. Per quanto riguarda, vi lascio qualche curiosità, qualche precedente tra le due squadre. Il Lecco e il Cosenza si sono già affrontati 4 volte nel campionato di Serie B, sempre tra il 62 e il 64, quindi 4 partite racchiuse in un brevissimo lasso temporale, ma anche molto lontano nel tempo perché stiamo parlando comunque di 60 anni fa. Il Lecco ha conquistato 2 vittorie contro il Cosenza e 2 pareggi, quindi il Cosenza non ha mai vinto contro il Lecco di fatto in Serie B, quindi anche per questo motivo sicuramente proverà domani a mettere in difficoltà comunque i blucelesti. Tra l'altro il Lecco ha conquistato le 2 vittorie contro il Cosenza sempre in casa, quindi a Lecco, e mai in trasferta, dove tra l'altro non ha nemmeno mai segnato un gol, quindi appunto i 2 gol segnati sempre in casa allo stadio Riga Monticeppi, quindi domani si proverà magari anche a invertire questa tendenza, sicuramente a cercare un gol e poi la vittoria. Quindi queste sono un po' tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco alla vigilia di Cosenza Lecco. Sarà una partita importante come vi dicevamo, perché sarà importante tornare a fare risultato, provare finalmente a invertire la rotta, a muovere la classifica, perché adesso è vero che sapete che al Lecco mancano ancora 3 partite da recuperare, ma è fondamentale fare punti, perché altrimenti poi si rischia di trovarsi in una situazione molto complicata tra qualche settimana. Quindi per ora è tutto, come vi dicevo. Vi lascio ai nostri prossimi contenuti. Domani naturalmente vi racconteremo la partita in diretta con LCN Stadio, poi avrete domani mattina il podcast con ancora tutte le ultime notizie, le probabili formazioni, le indicazioni anche relativamente agli avversari. E poi naturalmente ci ritroveremo con LCN After Match per commentare tutto quanto sarà successo allo stadio San Vito, quindi sperando finalmente di poter festeggiare insieme a voi una vittoria. Quindi vi ringrazio, vi saluto e forza Lecco!